amici importanti si sceglie un posto importante, un luogo straordinario. Io ho ospite oggi nella mia trasmissione l'amico Ivan Rigato. Ciao Ivan. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Del settore auto, parleremo dell'auto, parleremo del mercato dell'auto, sentiremo le impressioni di un commerciante d'auto, di un esperto del settore e che da parecchi anni, poi ci dirà lui, da Montebelluna è arrivato a Conegliano, ha due concessionarie importanti della Renault, Borauto, e con lui parleremo appunto di questo, del mercato, di come va, e siamo ospiti nello splendido locale sito nel castello di Conegliano di Sergio Colot, che è il gestore di questo splendido posto dove ogni giorno arrivano degli ospiti da tutto il mondo, direi, perché il castello di Conegliano è visitato da parecchi stranieri. Bene, Ivan, faccio una breve presentazione. Ho fatto una piccola presentazione, adesso vorrei che tu parlassi un po' della tua famiglia, della tua realtà. Buongiorno a tutti, sono Ivan Rigato, sono uno dei soci della Borauto. Assieme a mia sorella rappresentiamo il marchio Renault e Dacia nella provincia di Treviso, nella parte alta della provincia di Treviso. Quindi andiamo dalle porte di Vicenza fino alle porte di Pordenone. Siamo oltre 50 anni che gestiamo questo marchio, noi sicuramente non 50 anni, ma da 20 anni abbondanti rappresentiamo questo marchio nel territorio. Nel 2012 abbiamo intrapreso una nuova esperienza sulla città di Conegliano, siamo intervenuti e abbiamo instaurato una nuova concessionaria alle porte di Conegliano, di fronte al centro Conè. Attualmente la nostra struttura è molto importante, abbiamo all'incirca una cinquantina di dipendenti, cerchiamo di dare al nostro personale un'impronta etica che da noi dà un'esperienza. Siamo molto attenti al modus operandi della nostra attività, sia nei confronti dei clienti sia dei nostri collaboratori. Li chiamiamo collaboratori perché ogni giorno collaborano con noi per dare una grande soddisfazione ai clienti che si presentano presso la nostra concessionaria. Ecco, della grande professionalità di questa azienda ho avuto modo di averne a che fare, perché anch'io sono un cliente di Ivan. Con che marchio? Col Dacia per adesso. No, avevo anche la Renault, però ti ricordi la Megane, eccetera. Ho avuto 2 o 3 macchine, la Laguna, la Megane. Ho avuto un'esperienza della Renault abbastanza importante. In questo momento ho una Dacia che è molto bella, sono auto che hanno delle prestazioni normali come le altre macchine e hanno anche un prezzo molto accessibile per un mercato più ampio. Infatti Dacia da parte di Renault è stata pensata nel 2004 e hanno acquistato il marchio Dacia, dopodiché hanno cercato di sviluppare questo nuovo marchio low cost, lo chiamano, perché avevano già intravisto che nel mercato automobilistico c'era necessità di avere un'auto con un prezzo molto appetibile. La prima uscita di Dacia, che si chiama Dacia Sandero, era la versione 3 volumi, l'hanno presentata a Parigi nel 2007. Dal 2007 a oggi Dacia conta ben 6 veicoli e sta dando ottime soddisfazioni sia per il marchio Renault sia per i concessionari. Ecco, quando io ho acquistato l'ultima auto da Ivan volevo lo sconto, perché ero abituato a uno sconto, lui mi faceva un forte sconto sulla Renault, però poi mi sono reso conto che il prezzo è talmente basso che non si può togliere neanche un euro. È vero, perché è una macchina che ha delle prestazioni importanti e un prezzo che non ha prezzo per la macchina. Giustamente. È vero? Sì, proprio la politica di Dacia è quella di mantenere il prezzo di listino concorrenziale e non c'è la possibilità di fare sconto perché il prezzo già che arriva è già concorrenziale di per suo.
Una cosa che vi dico, la gamma Dacia attualmente ha dato a noi la possibilità di avere l'estensione dell'impianto GPL su tutta la gamma. Quindi un cliente che desidera dal motore diesel o il motore benzina e adesso essere dentro alle normative che ci sono attualmente, abbiamo la possibilità di dare su tutta la gamma la versione GPL, che è in linea con quello che sta succedendo nel mercato attualmente. Certo, a proposito di nuove normative, ecco, io vorrei arrivare anche a parlare un po' della situazione che si può creare con le nuove normative riguardo all'ecologia, le auto Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6. Cosa ne pensi? Sono restrizioni di mercato date dai governi oppure sono necessità reali in questo momento? Allora, partiamo da un presupposto che io sono padre, quindi ho dei figli, come penso tante delle persone che stanno sentendo questa intervista. La normativa europea vuole, e ritengo che sia doveroso, abbassare le emissioni in atmosfera proprio per far vivere le prossime generazioni in un ambiente più sano. La normativa europea dice che entro il 2021 le macchine diesel dovrebbero essere abolite dal mercato, però sappiamo come tutti quanti che le normative poi possono avere uno slittamento. Sono delle deroghe, si va avanti. Si va avanti, quindi non si sa, perché avevano anticipato, dopo l'hanno posticipato l'avvento di queste normative. Attualmente vediamo sui giornali e sui social e anche in TV che stanno cercando di abolire, stanno cercando di eliminare l'Euro 3. Effettivamente l'Euro 3 sta inquinando tantissimo sul mercato, quindi ci sarà a livello governativo italiano un contributo per chi dovrà andare a sostituire la macchina con la normativa di Euro 3, adeguarla alle esigenze. Attualmente stanno solamente parlando, quindi di effettivo, di legge non c'è niente. Speriamo che con l'avvento di gennaio il nostro governo ci dica qualcosa. Ecco, un'altra cosa vorrei approfondire con te. Io penso non solo il governo italiano, anche altri governi hanno una fonte di entrata nel settore auto che è fortissima. E viene penalizzato molto il mercato dell'auto dalla tassazione a partire dal bollo ad altre situazioni di tassazione sulle auto. Penso che questo sia un grosso danno per i concessionari. Attualmente purtroppo non ho sotto mano le statistiche di percentuale quanto può incidere a livello di PIL la vendita di auto in Italia o il contributo che danno le auto nel consumo di carburante, perché sappiamo tutti che il carburante costa abbastanza in Italia e quindi l'Italia con l'entrata dei soldi del carburante sicuramente sì. si può fare qualche manovra. Tu sei preciso nella cosa e mi fa piacere che di fronte a un pubblico così ampio come abbiamo noi ci sia una risposta concreta. Io volevo a grandi linee, le accise indubbiamente sono quelle che incidono, poi c'è l'IVA e poi c'è il bollo, e specialmente anche, più vai su di cilindrata più il bollo incide. Lo sappiamo anche che una parte dell'RC entra dentro nella parte delle regioni. Bene, qualcosa di positivo, andiamo a terminare questa intervista, qualcosa di positivo sul mercato. Che auto ci sono in arrivo per affrontare il futuro? Allora, il futuro, quello prossimo, saranno le macchine che rispettano la normativa Euro 6, quindi la gamma Renault e la gamma Dacia rispetta totalmente la normativa in vigore che c'è attualmente. Le macchine che andremo a vendere in questi giorni, in questi anni, avranno una vita più o meno di 10 anni prima che andranno ad essere eliminate per le nuove normative che entreranno nel mercato da parte della Comunità Europea. Prossimamente arriveranno delle macchine, il futuro prossimo saranno le macchine ibride, perché attualmente le macchine elettriche sono pronte, Renault le ha,
Però il problema è nella mentalità delle persone che hanno sempre la paura di rimanere a piedi, che questo non esiste, perché una macchina elettrica che abbiamo noi attualmente, che si chiama la Zoe, ha la possibilità di fare 400 km. Il percorso medio di una persona sono 25 km al giorno, quindi non ha paura di rimanere a piedi. Può andare da qui al mare e tornare indietro senza avere nessun problema. Attualmente so di certo che lo Stato italiano ha messo di soldi per installare delle colonnine su tutto il territorio italiano. Quindi chi ha il piacere di prendere una macchina elettrica non avrà paura di fare la ricarica. Cioè tu dici che l'ibrido va a tranquillizzare l'acquirente per la possibilità di non rimanere a piedi, sì. E perciò questo gradualmente porterà poi alla macchina elettrica totale. Sì. Bene, io ritengo che tu sei stato esaudiente nelle tue risposte, ti ringrazio per la tua collaborazione con noi, spero di avere occasione per lavorare ancora Volentieri. con te. Facciamo un brindisi. Per noi è un piacere, un brindisi lo facciamo dopo, arriveremo dopo. Questo è il colore che noi presentiamo per questa trasmissione. Ivan, a tavola con finisce qui. Noi qui faremo un brindisi alla nostra esperienza, all'intervista che abbiamo fatto nel settore dell'auto. Io adesso apro la bottiglia, faremo questo piccolo brindisi in onore della tua azienda, in onore della tua famiglia, che naturalmente come hai detto da diversi anni sta sviluppando sul mercato dell'auto con due importanti marchi, e sarai tu la prossima volta a decidere di tornare con noi, di rifare questa esperienza, e intanto magari con tua sorella, come dicevi, intanto facciamo questo brindisi. Devi sapere che io non ho fatto naturalmente il Cerletti, però per versare due bicchieri. E allora finiamo. Sì.